lo Stato solidale per il trabalho perché va evitando tutte le soluzioni che arriva in condizioni delle comunità. Comunque presenti da un presente finale, vuol dire che sempre avendo tanti quanto andare la religione individuale però ripeto su maniera poi non capire perché questa nuova natura che è l'universo è ogni paese che sta con una cristiano. Carissimi segretori, buon pomeriggio e vi chiedo un applauso perché avete ascoltato un brano particolare. Di una persona che ci ha lasciato settimana scorsa, che era un antico cantore dei canti della Merla e che per tanti anni ha collaborato con Gian Guido Capelli e gli amici della Prologo di Pizzicato. Mario Poledri, alla sua memoria. Con questo applauso ci siamo un po' scaldati, anche se questa casamata è stata degnamente preparata, e chiudiamo un po' questo ciclo dei canti della Merla. La Prologo di Pizzichetone ha voluto questa presentazione che sarà assolutamente particolare e già per conto, visto che sarà particolare, invito l'amico che ha messo proprio il passeggino lì, se potesse sistemarlo da un'altra parte perché ci sarà qualche entrata di scena tra breve. Ecco, non tutti i bambini, se c'era dentro, via di corso. Non vorremmo arrivare a tanto. Detto questo, oggi canteremo e parleremo della Merla. Quest'anno l'abbiamo vissuta, decisamente. Si dice che i canti della Merla siano canti propiziatori. Erano fatti in questa zona della pianura padana, parte dell'Emilia, della Bassa Emilia, per dare l'addio all'inverno e l'ingresso nella primavera con i lavori dei campi, con la vita contadina. Quest'anno abbiamo avuto un assaggio di quanto sia capace il generale Inverno, che proprio l'altro ieri ci ha dimostrato tutte le sue capacità. Quest'oggi il coro della Valle dell'Adda, unitamente agli amici dello studio teatrale Le Stanze di Igor, ci faranno rivivere i suoni, le atmosfere e quanto si viveva o nelle cascine o nei cortili per chi abitava nei paesi. Vita di un tempo, ma che non dobbiamo assolutamente dimenticare, perché era una vita di stenti, è vero, ma era una vita di solidarietà, era una vita di affetti non scritti ma vissuti. E credetemi, quello che vi sto dicendo io non l'ho fatto preparare, ma l'ho vissuto sulla pelle, perché sono nato in una cascina dove c'erano 45 famiglie. E io non mi vergogno di dire che ho fatto la prima e la seconda elementare in una pluriclasse di una cascina che si chiamava Retorto. Non mi vergogno, c'è anche un'altra persona, vista che è una mia cara cugina. Ebbene, in questa cascina c'era solidarietà. La mia mamma, che all'epoca andava e veniva da un ospedale, non poteva accudirmi, però io sono cresciuto in una famiglia dove c'era un'altra mamma. Adesso ci sarebbero, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro, ma ci sarebbero gli assistenti sociali, ci sarebbero gli affidi più o meno micro, più o meno lunghi. All'epoca c'era l'amore, tu eri da solo, eri un cicino che doveva essere preparato per andare a scuola, visto che anche c'erano 4 figli, te fai per qui e non cambiava niente. Adesso ci sono tante chiacchiere e poco amore. Noi vogliamo farvi ritornare a un'atmosfera d'amore. Speriamo di riuscirci con il loro canto, con la loro voce, con la nostra simpatia, e se sbaglieremo qualcosa perdonateci, perché lo facciamo con tutto il cuore. Detto questo, cominciamo subito. Una piccolissima cosa. Solitamente il coro della Valle dell'Adda, visto che è un coro istituzionale, è una roba seria, un coro importante, di
di solito inizia i suoi spettacoli con l'Inno d'Italia. Oggi facciamo uno strappo alla regola, lo faremo alla fine, quindi mi raccomando, l'ultimo canto di solito dice buon cantare la merda stasera e poi ci si saluta. Fatelo pure, salutate, ma il primo che si alza da quelle sedie paga peggio, perché alla fine chiudiamo la serata con l'Inno d'Italia. Non dite che non ve l'ho detto. Detto questo, Gianguido Capelli, il nostro maestro! Se volete vederlo immortalato in tutta la sua bellezza, non sono io. È dedicato su questo libro che è uscito da poco, c'è anche nelle librerie, nelle cartolerie di Figueroa, si chiama Canti della Merla, è stupendo, ricco di immagini fotografiche, è fatto da un bravissimo fotografo che credo di aver visto anche qui in sala, Giuseppe Arrighi, vi invito a comprarlo perché è veramente una serie di immagini stupende, veramente stupende. Ricorda un po' la storia dei Canti della Merla tra Medesima, Castorna, Grotta, Pizzighettone e quant'altro. Qui si rivive la loro vita canterina, si rivivono molte immagini. Dopo aver presentato Gianguido, comunque è il momento di presentare i due maestri musicisti, Giovanni Cattaneo e Andrea. Minuto, prima di cominciare a cantare le fammi stelle, visto che dovrei sedermi lì. Qualcuno si chiederà perché ho fatto ciò, dice in gergo, ma l'anno scorso ero posizionato qua, scusate l'espressione, ma ero anche con le chiappe al capo perché si stava bene qua. Solo che a un certo punto la sedia, in dialetto pregolese si dice una crepa, è entrata qua e io ho provato cosa vuol dire la consistenza di un muro spagnolo del 1400. Siccome si parla di canti in dialetto, la dico in dialetto, ho una bella amica, ma lui lo dice, me lo garantisco. Sì, ma che fa la crepa È stato un riflesso. Ok, diciamo un po'. Detto questo, io mi siederò lì. Comunque ci ascoltiamo. Oggi vi presenterò un po' le cose in segreto perché verranno anche gli amici di teatro. Poi, prima ci ascoltiamo la Brigna, dopodiché protagonisti proprio classici della Merla, i canti che sono la Colombina Bianca e gli Usumin del Bosco. Io ho chiacchierato troppo, qui le chiese e i giovicelli scapitano, è il momento di cominciare con la musica, il coro della Valle dell'Adda, Gianguido Capelli e i nostri canti e buon pomeriggio a voi!
Adesso tenete lei, te ne
sua intelligenza, allora fu così, fu finta che ti testemmavi. Ma sto benissimo, guarda che... Ma per finta, che ti sei un po' cantati però, per finta, no, aspetta un attimo, no, aspetta. Fu finta che ti sei quasi morta. Oh, ma gioca! No, fu finta che ti sei morta, Luca e tirada. Oh, ma sei morta, no, non è Luca che Ma per finta, calmati, per finta. Dai, collegati su qui, dai, poi, dai, tu sei lì. Come reagisci? A seconda di come reagisci, c'è appena qua e andale! Però me la comandi! Se la battesimo! Gusta sta schifo! Sì. I dossi, come te l'ho chiesto? La testa di chi? La testa di chi? E i gambi dei lacci. Me la comandi sta ferma, Ti schisa che ti chiedi un po' scomodo, me la comandi, dai. Ma non proprio da te? Dai, sì, ma se no ne con chi veda Romy stasera? Con nessuno, con te. Chi fa da mangiare? Tu sei brava, fai da mangiare. Sì, ma me gusta! Perché mi la
pescador que pesca, en una barca viento espinas preparante al mar. Oh pescador que pesca, va a pescar la nel, sí, va a pescar la nel. Si venite peschi, la nera en una barca viento espinas preparante al mar.
Allora, i due brani che avete appena ascoltato, quello appena eseguito era La Merla e l'altro è La Bella la Ballata. Abbiamo riproposto due temi, quello dell'Adda, quello che dicevo prima, quello della Merla, che è il personaggio principale, l'oggetto principale di questo periodo. Prima di continuare però, devo dire una roba a Rosina. Rosina, se tra la mucca di cicciarate per sculternati del disindialetto, anche se sei piacentina, perché di oggi io qua su li ho ascoltati tutti i dialetti, lei che la parla piacentese, l'altro che parla sonesinese, qualcuno che parla pizzighettonese, qualcuno malerino. Abbiamo fatto una etnia di linguaggi meravigliosa e siccome non li ho sentiti molto forte prima gli applausi, vorrei che mi faceste anche adesso tutti stati un meridionale perché Pino le proprio a porto e ti spiego perché. Perché nelle prove la bionda l'era trovata a Rugione e adesso nello spettacolo l'ha trovata a Regna, quindi Doghena hai tutta la mia solidarietà. Oh, guarda che bei bambini che sono qua. Lo sapete dove giocavano i bambini un tempo? Quando non c'erano le sale giochi? Nelle case, ma ti devo dire che nelle case c'era un po' di fumo e non è che fossero neanche grandissime in cascina. Adesso le pareti degli appartamenti sono un po' sottili, ma una volta erano sottilissime. Sai con cosa le facevano? C'è qualcuno che se lo ricorda? Non so come li chiamate qui a Pizzighettone perché sono oriundo. Le gardissime. E il mio mestiere preferito, che mi facevano fare perché ero piccolino, le racchette del pastalacola, farina bianca, acqua e vai di gomito. Poi si prendevano tutti i giornali dove si leggevano le notizie dal 44 fino al 65 e con una picolatina sulla gratissa si facevano le pareti. Erano tutti quadri naif. C'erano tutti i presidenti della Repubblica in bella vista. Da De Nicola all'ultimo mi ricordo forse Segni. E queste erano le pareti. Allora siccome le case erano piccole, nella stalla si andava a giocare, ma sta fermo però, perché siccome le mucche avevano 4 gambe allora come le hanno adesso, ogni tanto qualcuna tirava di zampetto e allora 4 balle di paglia in mezzo a quella che si chiama ancora oggi andadura, dove non ci sono parti meccaniche perché era la penna al ras, traduco simultaneamente una forca a 3 o a 4 denti, e i bambini stavano lì ad ascoltare le storie, ma erano storie di vita. Qui abbiamo un nostro caro amico che vi ha insegnato a giocare anche a carte, vi ha raccontato qualche storia. Erano momenti forse difficili, ma erano momenti belli. E non c'erano bambini che avevano bisogno degli psicologi. Avevamo bambini che sapevano fare i bambini e genitori che sapevano fare i genitori, pur crescendo nella stalla e spuzzando un po' di cacca di mucca. Che bello! Andate a rivedere su internet qualche scena e capirete che il latte esce ancora dalle tette delle vacche e non esce dai brie che si comprano al supermercato. La vecchiaia fa partire alla soglia di 60 anni si ritorna bambini. Si ripercorre il tempo che tu. Adesso facciamo ancora 4 cantatine, ragazzi, siete pronte? Poi vedete, loro sono cresciuti a pane, mortadella e salame là, guarda che faccio sul ponte quelli là. Adesso li vedi a Sanremo, se non usano il compressore per gonfiare un po' sono tutti lì che... Guardate che io qualche camerino l'ho frequentato. Per mettere in scena quelli lì ci vuole di più lavoro di trucco, di cerone, di polvere, che truccare
Cenacolo di Milano, perché se le vedi quando non sono truccate, ma a te che è vero, sono una schifezza orrenda tutte le cantaste, io belle ne ho viste poche, ma belle di proprio. Specie che si tira bianche e strade, che me le bianca. Sapete, quello del presentatore è un mestiere girato, e ha sempre bisogno di un gancio. Io c'ho lei, ma stasera permettetemi una cosa, vi giro le spalle un attimo, ma che do un basen grosso nella camera, che se lo merita, è il mio tesoro lei, è il mio... Quando fate il spettacolo sono lei, adesso vi do del merlo da solo e ci ascoltiamo del maestro Vincenzo Valli, che è stato un grande maestro, grande compositore di crota d'arte, che ha rilanciato la merla negli ultimi anni. Merlo per merlo, la notte dell'afternoon. Come ti chiami te? Andrea, prova a tradurlo in italiano. Facciamo uno sforzo, senza Google Translator. La notte dell'alter di a sua designa. Nella Bibbia non insegna se si smia di la notte dell'alter di. Fatti suggerire. Cosa vuol suggerire? La notte però adesso ti faccio una domanda difficile, Allora, visto che avete suggerito, cambiamo oggetto. Questo qua, come si chiama in dialetto? Oh, ma siete... Non so se siete più bambini voi o questi qua. È il cane. Però ho visto qui un oggetto meraviglioso oggi. Ieri del scudarsi di che è nel pianile. Però guardate che oggetto d'arte. Questo è un ferro da stilo meraviglioso, foto quello. Guarda, lei lo sa che se cade non mi può fotografare. Oh, bravi bambini. Lezioni di dialetto, Adesso a scuola fanno danza, musica, ciclismo, equitazione, danza classica d'étude. Dovete chiedere ai maestri di fare mezz'ora di dialetto e scoprirete delle cose meravigliose, Capite? Sai cos'è l'Redaful? L'Redaful? Cos'è l'Redaful? Lei lo sa, di San Massano, ha fatto le scuole alte a San Massano, però c'è un monte come il Quirinale, c'è un colle là, sono le scuole elementari. E loro hanno fatto le scuole alte. Vabbè, dai. Metro per metro, la notte dell'afternoon, confidenze all'altro che la conoscete tutti, e la fiocca che mai come in questi giorni più delicata. Ciao Claudio! Detto questo, maestro sei pronto, musicale che siete pronti, buonasera. Bello, bello.
anche del dire sta scuti, ma le notte pure scende quando le passa e fa e canta così. Forse perché voi strade per lì
la casa, Claudio. Faccio vedere da qualcuno? Da chi? Da Dudu! Da Menegotto! Ciao, ma fa qualcosa che sto Sì, male, sì. sto male. Ma io non lo conosco, è bravissimo! Ciao, Vado schiamato! Si torno subito, Ma! Ciao Dudu! Ciao Dudu! Carmina! Arrivi un momento che frega che ti Sta bene! passa male, ma sei successo? Oh, sei gassi? Sei successo? mal de passo, mal dappertutto, un mal de passa. Ma dov'è che mi fa male? Dappertutto. Allora adesso una roba che le possa avere. E adesso però mi da schizzare. Adesso mi dici da chi e mi vedi. Ciao, tira via che non Sì, guarda bene. Ma dove sei tu? sempre in quelle volte. Allora, vediamo un po' chi. Coricati che ti Allora, aspetta, prendete su. Che roba è che. No, tu stai su. Che roba è che ti mangiate? Ma niente, cicciui, graton, musera, la mia moglie. E ha fatti per noi e per i vicini di casa. E sa com'è? Un bicchiere di vino, parla zì che parli me, e mi fumat. Ma non sono mica stati quelli che mi hanno fatto male? Ma quanti ne hai mangiati? Ma pochi, 80. 80? Un più, ne mangiamo più. Ma 80? Ho bene capito chi. Adesso mi scurti e te metti su. Bravo. Vabbè, butta, sì. Allora, dov'è che le fa male? Sì, Dov'è che le fa male? Chi la porta? Senti niente? Con questa china funziona. Ma dov'è che mi Fa male. Allora, adesso bene capito. Deve fare un'operazione che svegli. Sì. Allora. Allora, quindi insieme. Provi a sentire anche a chi, perché posso anche sentire, fai un bel check-up. Mi metti un po' la rottola. Qui sono il dottor, chi non capisce l'italiano, il Menegotto. Questa qui è il fondo. Allora, adesso il fondo. Allora, adesso voi vi mettete sul fianco, mettetevi sul fianco. Diamo una mano. Gira! E non piega più proprio una goccia. Voi un po'. Sì, ho bene visto la misura. E poi un po' bene. Ho bene tra le misure della punta e adesso vi vedete mi velibili. Manca la Allora, vado, no, ma piano, madonna, sei che è chindena. Ma piace, mi mangiano appena i cicciui e i gratoni. E mi mangiano un animale in tre, guardate che roba. Ah, bene. Allora adesso potete fare tutte le scoregge che volete.
infermiere al giorno d'oggi non sono anche capaci di mettere... Ora. Dov'è che lei che io sono? Allora, mi accompagna a casa e mi viene scurrendo finché vera. C'è nessuno che c'ha un ventilatore in sala. No, che orrore, ragazzi. Non è che stiamo facendo finta, quello lì qualcuno l'ha volata da vera. Io capisco che nell'ultimo film non arrivi niente, ma però qualcosa succede. E io non so se l'ha trapanato, l'ho verificato qualcosa ha fatto. Secondo me quando si è visto la punta del trapano qualcosina. Ecco, sistemate qui il palco perché. Allora. Seduti là, in prima fila. Avete visto le salamelle? Non vi parlo di come facevano uccidere il maiale perché siamo in faccia protetta, gli animalisti ci denunciano e dopo non vogliamo avere problemi di sorta. Però una cosa, vediamo, seconda lezione di dialetto volante. Sapete dove si impastava il salame quando si faceva? Nelle stalle? No, qual era la puntata prima? La puntata della stalla l'abbiamo già finita. Adesso siamo nelle case, però si immaginava la carne, c'era il sale, c'erano, te lo dico in italiano, gli aromi, perché ogni massa d'uso aveva il suo trucco, arrivava con la sua sacchetta personale con dentro i suoi, e il tutto si mischiava con le mani senza guanti di lattice, che se una delle cose più abominevoli che l'umanità abbia mai inventato, i guanti di lattice, si mischiava del benaseur. Qualcuno sa cos'è il benaseur? Visto che abbiamo parlato di bucato, serviva anche a quello. Era una ciotola di legno un po' lunga, Era una cosa lunga così circa, da lì fino qua, di legno, fatta così, e dentro si impastava il salame. Si usava anche per fare il bucato, E una volta, li uccidiamo, però lo ricordiamo a tante persone qua, le nostre nonne, sapete come facevano a lavare le lenzuola? Con una roba grigia. Che cos'era? L'era mia, non dico che non faccio pubblicità, comunque non era il sapone di Marsiglia. È sicuro, era la cenere. Ah, lo sa. E poi si usava il sapone, che era fatto rigorosamente in casa. Uscivano delle mapponelle che erano formate così, e me lo ricorderò per tutta la vita, perché una volta il mio papà con la mia mamma e altre delle persone che erano in casino l'hanno fatto ed era bollente, e una delle cose che i genitori dicevano quando dicevano non fare questo, non fare quello, era meglio non farlo perché era pericoloso, e a noi ci avevano detto di non correre sul marciapiede che c'era davanti a casa, perché era il benaseur dentro il sapone bollente. Io sono scivolato e ci ho messo le chiappe. Vi garantisco che le chiappe nel sapone bollente sono una roba che mi ricorderò per tutta la vita. Fatti spiegare dalla nonna come si faceva il sapone una volta, era una cosa stupenda. No. Dopo la seconda lezione di vita contadina, cara mia signora, adesso prima abbiamo parlato di rogli, nel senso di salamelle e quant'altro, adesso parliamo di polenta e baccalà. L'avete mai sentita quella canzone qua, quel canto qua? I nostri amici la sanno fare benissimo, A proposito, rifacciamoli un applauso per la canzone di Cadacci, i cantori Paolo Massi. Allora, polenta e baccalà, tanto siamo in perfetto orario, già, quello. Ecco. Nella ciossa delle felici. Poi ci ascolteremo la schiuriata,
La scuriata sarebbe la frusta che usavano per far andare i cavalli, ma non picchiavano i cavalli, facevano solo il rumore. Poi la facevano vedere davanti, esatto, adesso si vede magari il frustino per quelli che fanno equitazione, ma se ti capita di vedere qualche caressino c'hanno ancora la frusta. Fa lo schiocco, il cavallo sente e aumenta l'andatura. Ma in quel caso qua si parla di un'amorosa, cioè non c'erano come adesso gli MSC, quella roba lì. E adesso sono appena usciti di casa e se avessi il menu prima la che manda l'SMS, come stai? Ma Streosa ti è venuta adesso? Sei arrivato? Sì, magari avevamo musica un'altra. Dove sei? Quello dell'Us! Una volta le ragazze che erano innamorate sentivano i cavalli che passavano, sentivano gli zoccoli, sentivano la frusta e il cuore sbarbazzava, perché era l'amore. Adesso invece sbarbazza per qualche minuto, dopo 2 ore sono già dall'avvocato, ma questa è un'altra storia. E dopo la sfuriata, visto che lei è innamorata, qui la cantate tutti, perché la canto anch'io. Ci ascolteremo e canteremo insieme O mia Rosina. Così stasera, se qui c'è qualcuno senza marito, quando va a casa è bella casata, la Ciappa Martino le fa un balletto in cucina e stasera che si vedete la iniziato. Perché me ne sono sbagliato a cantare Rosina e sono fiacca menate. Poi impegnati della grande, perché dobbiamo casarvi mica per ridere. Sono stati bravissimi, fatevi un applauso da soli. Allora, come da calare, la sfriata è un via Rosina. Dopo, quella lì ne parliamo dopo. Dopo mi presento questa bellissima donna che si fa perché è un personaggio, io sono onorato di presentarlo e spiegarlo con lei. Parenzo
tutti adesso, belli tutti stonati e intonati. Oh mia Rosina, mi piaci tanto. Non te l'ho detto prima, ma ci pensavo. Abbiamo detto che alla fine facciamo l'Inno d'Italia. Senza voler male i nostri politici alla nostra bella Italia, io sostituirei l'Inno italiano. Perché visto come siamo confinati, secondo me l'Inno nuovo potrebbe essere la fioca. Donna, caffè, seconda, via. Questo è l'Inno italiano del momento. Sei d'accordo? Ok. Allora, ritorniamo a bomba su Martino e Mariani. Come ho già detto in qualche altra occasione, secondo me questi qui sono l'esatta fotocopia di Giovanni Cataldi e della nonna alla nonna di Andrea. Cazzo mille non si sai. L'ha fatto Giovanni, I personaggi della merda lo sapete chi sono Martino e Mariani. Ora noi ascolteremo il canto che è un po' la chiusura e la pantomima e la baruffa d'amore per questi due personaggi e verrà mimato, ecco perché qui davanti a me c'è questo slardo, abbiamo spostato un po' le sedie proprio per fare una parte anteriore del palcoscenico. Quindi siamo giunti quasi alla fine, Martino e Marianna sono i nostri protagonisti e poi c'è l'ultimo canto, voli lì, voli là. Ascolteremo questo e i saluti li lasciamo alla fine perché è giusto anche presentare questi nostri amici che ci hanno fatto rivivere un poco spazio perché hanno 2 metri per poter lavorare, un po' di scene di vita ad altri tempi. E quindi ve lo lancio lì, se volete farlo, ci sono tante sciocchezze in questi periodi in televisione, ma se qualcuno di voi attraverso i ragazzi, i nipoti, ha la voglia di riguardarsi alcuni film stupendi come possono essere L'Albero degli Zoccoli, come può essere Novecento e qualcun altro, rivedrete
vita contadina, che non era vita brutta, forse vita grama, ma io, parafrasando un film di Benigni, dico che era vita bella e sono orgoglioso di aver partecipato a questa vita come tanti di voi. Detto questo, Martino e Marianna, i nostri attori di là sono pronti. La Marianna è già qui sulla scena accompagnata da tutte le donne della corte, il maestro è esposto al Adesso, io sono nato a Soresina per una disgrazia in ospedale. Non sono meridionale, ma se avessi 1,5 kg di sale qui su quel palco qua lo metto, perché scusate l'espressione, ma è un gergo ormai. Questo palco porta sfiga, ha rischiato di volare giù tranquillo in questo istante qua. Quindi, detto questo, gli amici della Proloco, che ringrazio per aver voluto allestire questo spettacolo, quando avranno qualche fondo da investire, acquistateci un palco nuovo, perché cominciamo a avere qualche anno in più e qui siamo un po' travallati. Martino, sei pronto? Ok, la Marianna è più splendida che mai con la sua corte e noi ci ascoltiamo tutti. Le critiche più giocane, ma diremo tornare. O che caccia palla ciucca, o che serve smentecare. Maria
Grazie, basta. Perché veramente è un artista del cuore, come lo definisco io. Beppe Parmigiani! Arriva da Sorrentina, la mia conterranea e nominata. Lei è veramente un artista, una profonda conoscenza del territorio, della sua cultura, della dramaturgia e anche del teatro leggero. È veramente una, come si dice in gergo, che la saluta. Enrica Ronaldi! E ancora il ballerino. Non so se è in Xavier o se è pronto, è stato il regista, insieme a Gianvino, veramente in questa macchina di divertimento che speriamo vi sia piaciuta questo pomeriggio, Agostino Dalcelli! Agostino è veramente un artista, soprattutto, come ho detto in un altro spettacolo, è uno di quelli che primo non se la tira, usando sempre il linguaggio dei giovani d'oggi, e in secondo luogo, quando lo chiamo o qualcuno lo chiama, lui risponde con il titolo di un canto bellissimo e dice: eccomi, bravo Agostino! Alla Prologa, al suo presidente e consigliere e tutti quelli che lavorano, ma anche al coro della Valle dell'Adda, Paolo Bassi, Gianvino Capelli.
l'applauso di Stefano Venelli. E stasera saluto per la gioia di Carlo, con il saluto da Carlo, con il saluto che faccio abitualmente. Cari amici, questo era il nostro spettacolo. Se non vi è piaciuto, non si è fatto apposta. Buona primavera a tutti! Adesso capite che è il momento dell'inno italiano. Non andate via perché se fossimo in registrata l'avrei rifatta questa parte, perché è stata una mia... Non sedetevi pure un secondo, non c'è problema. È stata una mia scortesia e chiedo scusa, però quando si lavora in diretta a volte succede, anche per vecchi mestierati. È giusto che io li presenti tutti questi piccoli e anche gli altri attori. Come non ho fatto il tempo prima, perché bisogna svegliare anche i trucchi del mestiere, assegnarmi i loro nomi. Allora l'ho deviata presentando giustamente le persone che conosco, ma quelli che non conosco, e altrettanto giustamente, si sentono un po' messi in secondo piano, ma non è così, perché tutti si sono impegnati alla grande e lo dimostrate con il vostro applauso. Allora vi presentiamo tutti, così papà e mamma che sono qua, ti chiami? Andrea. Andrea. Nico. Alessandro. Giulia. Guarda più vicino.
Ti chiami? E ti svelo un piccolissimo segreto che qualcuno sa, è il nome che io preferisco in assoluto. Ma no, è la verità, chi lo sa e mi conosce sa che è vero. Perché il nostro provvedimento finiva 20 alle 7, sono in vantaggio di 1 minuto e mezzo. Michele! La morte di Michele! Ecco qua, ha fatto bene, lei che mi ha rimproverato, ma ha fatto bene, perché quando il presentatore bravi bisogna dare un calcio agli sticchi quando si mettono, c'hanno un suggeritore il professore, io non ce l'ho e sei stata tu. Carla! Il mese nostro Daniele, la Piacenza, Daniela, la Erika, la Lucina. Adesso il governo ha fatto tutto e Dio mi benedica, di nuovo buona priorità. Qui davanti hanno chiesto un bis, quindi se volete potete scatenarvi perché il collegamento è già finito, potete scatenarvi.